Attendere a casa mia! Eccoci giunti al termine di queste nostre 5 puntate. Finalmente abbiamo finito. Voi dicevate in capo a voi, chi si sono piazzate qua e non se ne vanno più. Ma quando mai? Noi siamo qui per ringraziarvi, sì, grazie delle vostre attenzioni, della vostra attenzione per averci ascoltato per tutte queste 5 puntate. E grazie soprattutto a quanti per la strada si sono congratulati con noi, è vero? Quanta gente ci ha fermato per la strada e si è congratulata. Ma quando mai? Come quando mai? Guardate, quando mai? Ma quando mai che lei accende a ricevere il Milano e Cicciuitolo? Quando Cicciuitolo? Ma quanta gente si è congratulata? Brava, siete brava, ci è Sì, piaciuto. quello signore, quello signore siete bravo, veramente siete bravi. Siete due bravi artisti, Hai visto? bravi. Così ha Bravo, detto. bravo. Ma quando veniate? Ma non signore, quando voleva sapere quante altre puntate quando c'erano ancora, no quando veniate, perché non è vero, quando camminavamo per la strada molta gente riconoscendoci si metteva a caddicchiare e diceva ciucciueva battente da casa mia, e questo non è sinonimo di successo. Di fatto quando ci ristare da macchina, ciao dai nuoglioni, voglio, arriva ci sta, Cicciuitolo. Come perché sono Ti chiamano Cicciuetto? Io sono Cicciuetto? Ma che vengo scartia lì? Adesso no, ma andando dire. Ah, ma non parlano stupido? Ripeto, noi siamo qui per ringraziarvi, grazie per averci aperto le porte di casa vostra, perché noi puntualmente ogni venerdì siamo entrati in casa vostra. Lui? Come no? Siamo da casa loro. Ma tu ci vuoi fare sta? Perché hai venuto a fare con rapina? E quando mai? Siamo entrati così attraverso il video e siamo andati in casa loro, no? Per lo spettacolo. E loro tutti quanti puntualmente il venerdì alle ore 21, con ditino, un coppo telecomando, ticket. Ma io non voglio dirla così, e ti ricordi quanta gente simpaticamente ci ha accolto in casa? C'è stata quella signora che ci ha fatto entrare in salotto. Ti ricordi la signora? Sì, al Vomero, quel bel salotto molto lussuoso, tutti quelli belli poltrone. Stavamo tutti quanti, prego, si accomodi, venga avanti, ma prego. E stiamo tutti seduti, il marito, la moglie, i figlioli, anche gli altri parenti, tutti belli in fila così. Mi sembrava un teatrino simpatico. E noi da là, attraverso il video, lavoravamo, noi stavamo, Facevi guaratella. Facciamo i guaratelli e te. Tu che lo sai Ma facendo? che c'entra? Ma stavamo lì, facevamo i nostri duetti, le nostre scenette attraverso il video, è chiaro, no? E quell'altra signora che ci fece andare in camera da pranzo e si disse scusateci tanto, ma dobbiamo mangiare. sì, quella è l'ora di cena, è l'ora di cena. Noi per carità, signora, per carità, per noi fa lo stesso. Infatti loro si erano sedute attorno alla tavola. Mangiavano e noi ci avevi fame alla vita. Che fame? Beh, il nostro dovere, dovevamo lavorare. E perché che l'altra signora, quella simpaticona, quella signora prosperosa, quella bella napoletana, bruna, che ci fece andare addirittura in cucina. E già, perché mi sono già da pazienza, signore, ma sapete che la televisione la da cucina, non fa niente, ma non li faccio lo sciasciò, io cucino. Ti ricordi, siamo cucinati, signore? Cucinati. Sentiva un odore, che profumino. Sentiva l'odore, la dito. Faceva la ciccia, signore. Sì, l'avevo tagliata e sta ciccia mi mangiava. E quell'altra signora ancora ci ha trattato ancora più intimamente. Sì, quella ci fece entrare addirittura in camera da letto. La ricorda la signora? C'era già la signora? E come no? Stava a letto la signora. E sta solo? No, c'era pure il marito. I due cori ci stavano cuccate là, noi davanti, e loro tutte e due cuccate, bella tisica. Erano morti tutti e due. Ma morti, niente bene, hanno fatto l'infarto a chi si ruga. Che c'entra? Tisica. Tisica, così indoliette, stavano cuccate, e noi di fronte a loro, perché il televisore stava in camera da letto e noi lavoravamo. Ecco, noi dobbiamo dirvi grazie. Siamo veramente grati di questa cordialità, di questa simpatia che ci avete dimostrato. Noi questa sera avremo per voi uno show fatto con maggior grinta, con maggior entusiasmo, con più calore, e per fare tutto questo noi abbiamo sempre bisogno della collaborazione dei nostri amici. E logico che ci vuole Ciao! Una incenziata a chi contesta, a chi sciopera e protesta. Quando sciopero spazzino, che profumo, mamma! Immondizia a là, non si può più camminare. Ma che buono, ormai si sa, un aumento, tutto qua. C'è chi dice vira Napoli e poi muore. Amore, ma papuzzo che ci sta? Ci hanno fatto sto piattino con l'aumento da benzina. Ma chi l'arma disgraziata che sa fare la salata, il ricesso, tu tieni la benzina, perciò fai una latrina. Un sette mugliere per la vita locale, e case sono fatte che cupa la palla. Gli anni italiani e sacicci ci abballano. Noi portiamo a numerata che siamo una franca sfaticata. All'angoppa non ha capito niente nessuno. A noi ci abbassa solo un piatto di maccheroni. Una bella insalatella di pomarone,
Aglia, ciapolla, io può curille sola. A chi esce che vai voi? Una incenziata pure ad Angelo Manna, perché parecchia gente lo tiene in canna. Lo chiamano guappa e camorrista, mentre chi non è fascista e neanche comunista. È solamente una napolitana che parla o popolo con cuore in mano. E quando parlo tormentore, parecchia gente si fanno in due canzoni. Ecco, stasera noi abbiamo terminato e a malincuore da voi ci allontaniamo. Vi ringraziamo e profondamente ci scusiamo. Si per 5 puntate ci avete supportato. Un ringraziamento va al dottor Lacca, valoroso e scrupoloso regista. E noi l'abbiamo messo in croce con Cristo. Un grazie di cuore ai cameraman tecnici ed operatori. Che parecchiori ci hanno avuto a sopportare. Ma un ringraziamento con più un calore va per ogni telespettatore. Quest'unzienza ricca e bella che sciarinda sti buotel. Cosposito, Sara Pucci, Silvana? E Annelli? Auguriamo a tutti quanti vita sana, vita bella. Ti scordate io occhio bene, che la Sollazza e Crispotil torneranno a briccare, con scenette e ritornelle, per far sempre divertire. Andiamo, che senza alcun aumento noi vi facciamo l'ultimo incensiamento. Scioscio, ciucciue, ieri mattina di casa mia, dopo di nata compagnia, non sto sempre attorno a me. Sciò, ciucciue, non mi guardare con quegli occhiacci, non mi mandare accidentacci, porta tutto via con te. Oggi e balocce, marito prezzemolo e finocchio, cinericino dentro il secchio, mettici pure un corno vecchio, e metti in macchia e papocchio, portati via il filipicchio, portati via il filipacchio, porti guai tutti con te. Scioscio, cicciue, esci fuori di casa mia, va vattene ma l'ombra mia, non sta sempre attorno a me. ciucciube, lasciaci stare in allegria. Va fanciulla per Natalia, non trovava più per lei. ciucciove, tu e non che schignazzi. Perché Crispo qua sollazzo, son che più potente te. Sciò, ciucciue, basta, finiamolo con sto schiamazzo. Fino a casa, non me lo... Non ci voglio giovere. Sciò, ciucciue, ciucciue, ciucciue,